Il gruppo Banco BPM nasce il 1 gennaio 2017 dalla fusione di due grandi banche popolari, Banco Popolare e Banca Popolare di Milano, che a seguito della trasformazione in società per azioni hanno dato vita a una solida, redditizia e sostenibile realtà bancaria che vuole essere vicina ai giovani, alle famiglie e alle imprese. Il nuovo gruppo rappresenta il terzo gruppo bancario in Italia, conta 25.000 dipendenti e serve 4 milioni di clienti attraverso una rete distributiva costituita da 2.300 filiali, con un polo veronese che grazie ai propri azionisti confida di mantenere un peso rilevante all'interno del gruppo, come afferma il presidente Carlo Fratta Pasini. Sicuramente Verona ha un ruolo importante, significativo, dipenderà credo nel futuro un po' da eventualmente anche da altre operazioni straordinarie. È chiaro che il baricentro commerciale della banca oggi in Lombardia, dove abbiamo una quota di mercato importante, analoga a quella delle prime due banche nazionali. Il futuro dipenderà, io credo, anche e soprattutto dalla capacità di istituzioni, imprenditori veronesi di rimanere significativamente nell'azionariato, perché poi alla fine qui le azioni si contano. In parallelo si è costituita a Verona l'associazione Soci Banco BPM con lo scopo di valorizzare l'azionariato storico e favorire il rapporto con le imprese. Porta voce il presidente Andrea Pernigo. Sì, in effetti siamo convinti di essere interpreti del nostro territorio e quindi portatori di valori, portatori di interesse per lo stesso, e per questo abbiamo costituito questa associazione, convinti di poter dare un contributo al nominato istituto Banco BPM. Cercheremo di allargare questa nostra azione sicuramente sugli altri territori, di essere appunto aggreganti e indubbiamente condividere questi nostri interessi. In un momento in cui i segnali di ripresa sono evidenti e le aziende disposte a investire, il vicepresidente di Confindustria Giulio Pedrollo auspica una vicinanza concreta del mondo bancario alla realtà imprenditoriale. È evidente che il sistema bancario è determinante per supportare gli investimenti delle imprese. Le imprese stanno iniziando ad investire, avremo dei dati tra qualche mese molto più accurati, però un'analisi qualitativa ci permette di dire che gli imprenditori stanno decidendo in questo momento di investire pesantemente. Ovviamente un elemento fondamentale per scaricare a terra questo potenziale innovativo è proprio il mondo bancario, che deve stare vicino in questo momento preciso alle imprese per poterle consentire di investire.